Amici telespettatori sportivi, buon pomeriggio. Qui Ciccio Pasticcia che vi parla dallo stadio municipale di Montepidocchio, dove trasmettiamo la partita valevole per la Coppa del Nonno Italia-Germania. Formazione in campo: Italia, Zoffi, Cerini, Minerva, Facchetti, Fiacca e Dolori Panza. C'era una moda, ora non c'è più. Mazzola, Mazzolone, Spincione, Arancino, Panzerotto e Sticchiatello Funno. Con la partecipazione straordinaria di Pippo Pirnacchia e Ciccio Stuppaglio. Germania, Heinz Kartoffeln, Eten Pataten Arrosteten, Backenbauer, Baccafiken e Beccamorten, Laulacco, Maumacco, Strunzen, Popov e Baffankuben. Segnaline: il signor Shangasheki Giappone e il signor Panza de Caniglia Agrigento. Arbitro: il cinese signor Nakakata da Pechino. Ecco che sta per iniziare il gioco. Fischio dell'arbitro. Gelati per tutti, gelati molto materiali gelati. Scusate amici sportivi, mi ero distratto. Ecco la palla messa al centro, la piglia subito Mazzola che con una mazzata stinicchia per terra a Popov. Colpo di testa di Laulacco, colpo di tacco di Maumacco, colpo di testa, colpo di tacco, sopra la testa di Laulacco. La palla va in difesa italiana e precisamente a Pippo Pernacchia che con una pernacchia fa indietreggiare di 1 metro l'attacco tedesco. Ed ecco attaccare l'attacco tedesco che viene attaccato dall'attacco italiano e rimangono tutti attaccati. Per staccarli interviene la forza pubblica e la debolezza privata. Sciolto l'attacco riprende il gioco Kartoffeln in area di rigore che avanza e piglia un pugno da panza. Rovesciata di quest'ultimo che rovescio gelato che stavo mangiato prima. Siamo al 369esimo secondo del primo tempo. Si impossessa della palla Vaffankuben che tripla, scavalca la difesa italiana, tira, rete! No, nella porta dall'Italia entra la scarpa di Vaffankuben. Il portiere italiano raccogliendo la scarpa cambia colore e cade per terra. La scarpa faceva puzza di formaggio scaffetoso. Il portiere indondito si rialza, sale fino al 5° piano, avvisa l'anguilla del 3° piano e riscende. La palla resta in gioco e precisamente a Strunzen che si stronzia fra la difesa italiana. Cerca di tirare, tira, ma la palla va a finire sulla testa di uno spettatore, detto Franco Sardignolo, che cade per terra. Interviene subito la Barella, che invece di soccorrere lo spettatore sta portando la palla all'ospedale, perché la testatura del Sardignolo l'ha spaccata in 2. Signore, incredibile! La palla rifiuta di farsi medicare, perché vuole la previdenza sociale, pensione di invalidità e il soccorso invernale. Sostituito il pallone ricomincia il gioco. Ecco la palla in possesso dall'Italia e precisamente a Fiacca che batte la Fiacca e si addormisce. La palla viene ripresa dal centravanti Dolore di Panza che passa all'ala, l'ala passa alla coscia, la coscia al petto, stop di petto, stop con Ficcio, sportazione senza Ficcio, forbiciata di quest'ultimo, rete! Con un colpo di forbice taglia la rete della porta tedesca. Intanto il pallone viene preso da Cerini che lo passa a Minerva Ciccio Stuppaglio che con una stuppagliata ci stuppa l'occhio al suo compagno Beccamorten. Interviene Cera che solo in area di rigore. Ecco Cera, tira, rete! Ma la palla va a finire in una rete di una massaia che fa fare una spesa al mercato delle case. Fischio dell'arbitro, punizione a favore della Germania. E Consivain che si appresta a tirare il calcio di punizione. Tira e dà un calcio nel sedere di Popov per punirlo del gelato che gli aveva rubato. Reagisce Popov con un magnifico diretto sulla faccia del mediano di Spinta, che quest'ultimo con una spinta lo manda in area di rigore. Ne approfitta l'arbitro che dà il rigore, lo mette in cella di rigore e lo condanna a 3 anni e 4 mesi di reclusione. Ed ecco che in questo preciso momento l'arbitro dà il segnale di chiusura. Italia 3/4, Germania, Menzulicio e Nagazzusa. Amici sportivi, ci collegheremo per la prossima partita nel 2000 sulla Luna. Salute e vita dal vostro Ciccio Pasticcia!